Salve a tutti, vediamo ora la formula di Eulero che mi permette di calcolare l'esponenziale di un numero immaginario. Quindi la formula afferma questo, che e elevato alla bi, appunto b è un numero immaginario, mi dà coseno b più i seno di b. E questo ci permette anche di calcolare l'esponenziale proprio di un numero complesso, il numero complesso a più b, e quindi secondo le regole delle potenze otterremo questo più diventa moltiplicazione delle basi, la moltiplicazione delle potenze, allora e alla a per e alla b, ma e alla b abbiamo appena visto qui quanto è, quindi abbiamo e alla a che è un numero reale, perché a è un numero reale, e alla a è un numero reale per coseno di b più i seno di b. Poi abbiamo un caso particolare in cui scegliamo che b valga π greco, quindi e alla pi, secondo la formula, è coseno di p più i seno di p. Questo seno e coseno sono, per gli argomenti seno e coseno usiamo i radianti, quindi questi p radianti corrispondono a 180 gradi. Beh, coseno di 180 gradi è meno 1, il seno di 180 gradi è 0, e allora qui abbiamo meno 1 più 0i, e quindi abbiamo meno 1, quindi qua l'ho riscritto, e alla p è uguale a meno 1. Se semplicemente portiamo il meno 1 dall'altra parte, otteniamo questa e alla p più 1 uguale a 0, che si chiama identità di Eulero, ed è importante perché è una formula che collega tutte le costanti della matematica, il numero 1, il numero 0, il numero di Nepero è π greco e l'unità immaginaria i. E questa è proprio la formula che ho anche qui sul cappello, il cappello che uso quando faccio questi video. Insomma, è particolarmente bella perché collega tutte le costanti della matematica. E possiamo ancora notare questo: quando era scritta così, e alla p è uguale a meno 1, potremmo pensare che potremmo ragionare in questo modo, che e è la base, p è l'esponente, e quindi, e questo vale meno 1, quindi meno 1 è il valore, no scusate, quindi potremmo ragionare così, che il logaritmo naturale di meno 1 è π per i. Questo ci permette anche di calcolare i logaritmi di numeri negativi. Certo, saltano fuori i numeri immaginari, ovviamente. Sui numeri non si può calcolare con i numeri reali il logaritmo naturale di numeri negativi. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.